A questo punto parliamo di prima categoria. Allora, come tutti ben sanno, in prima categoria ci sono 8 gironi nel territorio siciliano, quindi una miriade di giocatori. Quindi ci è sembrato opportuno evitare di fare ruolo per ruolo perché era veramente quasi impossibile una scelta più chiara. Abbiamo pensato al miglior giocatore, in assoluto, quindi a prescindere dal ruolo. È vero. E per l'occasione, anche in questa occasione, per essere sinceri, abbiamo voluto dedicare il premio riguardante il miglior giocatore di prima categoria ad un amico di tutti, ad un amico che è stato presente in tante battaglie in campo, ad una persona che è venuta a mancare poco tempo fa. In molti lo hanno conosciuto, ne hanno apprezzato le doti di grande amicizia, di grande disponibilità. Lui si chiamava Enzo Berti. Io invito tutti i presenti ad un applauso. Un applauso sicuramente. Grazie anche alla disponibilità di Renato Marletta abbiamo invitato questa sera qui la vedova di Enzo Berti, ovvero la signora Sandra, che io invito qui sul palco e voglio sentire l'applauso fortissimo. Buonasera signora. Innanzitutto la ringraziamo, certo, perché non è facile. Non è facile. Figurati Valentina, ci siamo incontrati prima dell'inizio della serata, l'ho vista molto emozionata, come del resto penso che sarà ancora adesso emozionata, e le ho detto, qui Enzo lo conoscevano tutti e ne apprezzavano, come ho detto poc'anzi, le doti di qualità umane, di disponibilità. Era un battagliero in campo, ma era anche un battagliero nella vita. Purtroppo la sua scelta è stata incredibile, ha lasciato tutti esterrefatti, ma la vita va avanti, anche perché ci sono 2 bei bambini che devono ancora crescere. Sì, devono crescere. E magari prenderanno le orme del papà quando hanno un pallone tra i piedi, magari si vede. Quello lo fanno sempre, soprattutto il grande, che deve compiere 14 anni. E quindi allora è prossimo a diventare un calciatore piccolo in erbe. Se è bravo sì. Se è bravo sì. Benissimo. Allora, signora Sandra, posso darti del tu? Ecco, ok, Sandra, allora adesso arriva la busta, dovrai premiare il miglior giocatore di prima categoria. È una prospettiva che abbiamo voluto assegnare alla memoria proprio di Enzo Berti, perché lui ha iniziato dalle piccole categorie e poi sappiamo dove è arrivato con grandissimo successo. Ha vinto anche diversi campionati. Sì, ha vinto diversi campionati. Mediano di spinta lui. Sì, mediano, centrocampista. Sì. Uomo da 1000 battaglie, era veramente il mediano alla sì, Liga esatto, Bue, come infatti, diciamo sempre. Allora, abbassate un po' il microfono cortesemente. Categoria, appunto, di prima categoria, miglior giocatore, abbiamo le nomination ed invitiamo qui sul palco Cosimo Montalto del Trecastagni, Alessandro Barbagallo della città di Valverde, Mauro Patanè dell'ACI Sant'Antonio. Mettetevi da quella parte. Ciao Cosimo. Ciao. Siete in 2? Chi manca? Ah, manca Mauro Patanè. Come mai? Vabbè, l'importante è che arriva. Benissimo, vai. Ok, quindi 2 attaccanti. abbiamo detto che erano delle nomination che riguardavano qualunque ruolo, quindi abbiamo preso 2 attaccanti. Anche il terzo era anche un altro 3 attaccante. attaccanti. Sì. È arrivato? Il terzo, È arrivato. Sul filo di rana. Sul filo di rana. Terzo Sul filo del fuorigioco, Mauro Patanè. Stavolta non mi sbaglio. Ok. Mettetevi da questa parte così possono vedere tutto bene. Ok, allora abbiamo detto 2 attaccanti che hanno vinto un campionato alla grande, ma anche il terzo devo dire che ha vinto un campionato alla grande, quindi sono 3 vincenti che rappresentano anche 3 realtà del territorio, insomma non di poco conto, Trecastagni, Valverde e Aci Sant'Antonio, che sono stati per anni anche in categorie molto più importanti. Si trovano un po' per caso in prima categoria, infatti hanno vinto alla grande la stagione, adesso speriamo che insomma le società siano solide per continuare il progetto. Valentina. contribuiscono, ecco, a far muovere il movimento calcistico nella provincia di Catania, in questo caso specifico. È vero. Quindi è sempre importante, no, che ci si muova in questo senso. È vero. Allora, facciamo entrare la busta? Facciamola entrare e vediamo così, un pochettino. diciamo subito. Eccola chi qua è la busta.
sarà Sandra Giocatore Berti, che si è distinto in assoluto in prima categoria. a prescindere Vince dal ruolo in prima categoria. Cosimo Montalto. Cosimo Montalto. Cosimo Montalto, eccolo qua, il premio. Complimenti a Cosimo, e consegniamo sia a Mauro che ad Alessandro, naturalmente Mauro Patanè e Barbagallo, le targhe ricordo. Eccolo qua, perfetto. Miglior giocatore, il prossimo anno Trecastagni dovrà, penso, fare un campionato importante, no? Beh, la tradizione del Trecastagni è stata sempre quella, quindi da tanti anni è sempre stato in eccellenza. Gli ultimi 2 anni ha fatto la prima categoria, quest'anno fortunatamente abbiamo vinto il campionato meritatamente, anche perché io penso che il girone dove c'era Trecastagni e Cisantonio era il più difficile di tutta la prima categoria. Infatti Quindi poi anche la Cisant'Antonio i meriti con sono i playoff. alla Cisant'Antonio, soprattutto perché abbiamo incontrato anche il Valverde, una grande bella squadra. Infatti, bene, allora doppiamente soddisfatto, perché insomma ti porti a casa anche il premio quale migliore giocatore di prima categoria. Allora, sicuramente adesso anche una parola tocca a voi, perché è già importante, come abbiamo detto. Valverde è una bella realtà essere anche quella, qui. Sicuramente è una bella realtà quella del Valverde, però devi sicuramente andare avanti e quindi pensare a qual è il prossimo obiettivo adesso. Sì, il prossimo obiettivo è, speriamo di fare la promozione. Io la volevo fare a Valverde, però ancora non si è deciso cosa faranno. È esploso il calciomercato. Sì, ora vediamo più avanti, ancora è presto. La battuta la facciamo anche con Mauro Patanè, Esatto. della Cisant'Antonio, anche loro insomma tradizione importante sino all'interregionale un paio di anni fa, decenni fa, adesso pian pianino con il lavoro di Salvo Castorina, chissà, forse si riuscirà a tornare forse in qualche categoria molto più importante. Ma lo spero, perché il paese lo merita veramente. Giocare con 400 tifosi, e qua c'è Cosimo che lo può dire, è una cosa in queste categorie bellissima. È bellissimo. Va bene ragazzi, buona estate, Un applauso divertitevi ancora, ragazzi, e poi ritornerete in campo. Grazie ai 3 in nomination, miglior giocatore di prima categoria. Grazie, ciao. Grazie. Allora Sandra, adesso anche per te abbiamo pensato ad una targa ricordo per immortalare questo momento. Sappi che d'ora in poi all'interno del premio penalty ci sarà questo premio dedicato alla memoria di una persona straordinaria che era Enzo. Eccola qua la targa di partecipazione. Ringrazio tutti, grazie. Grazie, Sandra Berti. Ok, grazie. Grazie. Allora, adesso è arrivato il momento di un premio speciale. Il premio speciale è un premio un po' particolare, perché noi all'interno della nostra manifestazione abbiamo inserito 3 figure, che sono quello dedicato alla stampa, quello dedicato alla carriera e quello dedicato alla TV. Il primo che abbiamo deciso di premiare è un premio speciale stampa. Ed invito qui sul palco, a Renato avevamo anche riservato altri ruoli, però per l'occasione Okay. Lo facciamo venire un po' prima, sicuramente Renato non ha bisogno di presentazioni perché qui lo conoscono tutti, è chiaro, in famiglia assolutamente. Intanto buonasera a tutti, grazie di questa bellissima serata. Volevo solamente puntualizzare una cosa importante, che fare queste scelte non è stato facile, perché basta leggere per un attimo i numeri che compongono tutto il calcio dilettantistico. Naturalmente le scelte dovrebbero essere rispettate, possono essere non condivise. Chiaro, però vanno rispettate. Però vanno fatte purtroppo le scelte, questo e poi è difficile. Allora, premio speciale stampa per Penalty Awards 2014 a Franco Anastasi, che invitiamo qui sul palco. Ciao Franco. Meraviglioso.
a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso. La notte era finita e ti sentivo ancora sapore della vita, meraviglioso, 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 meraviglioso. Franco Anastasi, che scrive del calcio dilettantistico ormai da, non dico secoli, perché sarebbe insomma un modo un po' particolare per svelare la tua età, ma noi non la vogliamo svelare perché tu sei stato un arbitro importante a livello nazionale di calcio femminile e l'età non va detta mai, soprattutto quando si parla di personaggi importanti. Ma io questo problema non ce l'ho. Allora Franco, hai parlato veramente in questi anni di tanto calcio dilettantistico, ma c'è stato mai un momento in cui hai pensato forse di raccontare il calcio quello vero? Oppure ti sei sempre appassionato? Il calcio vero è stato sempre questo. E lo dico sinceramente, non perché ho sempre voluto fare questo, perché quando ho cominciato con questo e sono rimasto con il calcio dilettantistico perché è la mia passione, è la mia casa e io poi conosco tantissimi allenatori, tantissimi giocatori, anche se spesso sono elementi che conosco telefonicamente perché certo, io per i contatti domenicali serali. Faccio le interviste, quindi voglio dire, molta gente non mi conosce, mi sta vedendo qualcuno ora, mi vede qua e quindi... Lui è Franco Anastasi, quello che se deve bastonare bastona. Ripeto, il calcio dilettantistico è stato sempre la mia passione e io lo continuo a farlo sempre con la stessa passione di prima e di sempre. Infatti anche per questo la trasmissione Penalty e Sesta Rete ti ha voluto omaggiare del premio speciale all'interno di questo evento, perché tu racconti il calcio dilettantistico in maniera sì, certe volte dura ma giusta, equilibrata. Penso di sì, evidentemente c'è a chi piace e a chi non piace. Io so che quando si fanno i complimenti i giocatori o gli allenatori ritengono che siano meritati, quando invece si muovono delle critiche pensano che non sono giuste. È vero. Ma io siccome sono così e così preferisco essere, vado avanti. E io vi ringrazio per questo premio. Allora, consegniamolo a Renato Marletta, che lo consegna personalmente a Franco Anastasi, premio speciale stampa. Ci conosciamo da qualche giorno, volevo solamente ribadire un concetto, è l'anima dello sport del Giornale della Sicilia, per cui un grazie da parte di tutta la componente calcio dilettantistica, Franco. Grazie Franco. Tu puoi andare. Sottolineiamo un lavoro difficile perché appunto come dicevi prima fare magari la critica poi magari non viene recepita nel modo giusto, però quando la critica è costruttiva va sempre fatta perché poi aiuta a migliorarsi. Io penso di sì, ripeto, c'è quando viene accettata la critica, quando non viene accettata, ma va bene lo stesso. Però sicuramente fa sempre riflettere, anche se non viene accettata. Grazie. Grazie Franco Anastasi, premio speciale stampa al Penalty Awards. Allora, adesso parliamo di nuovo di giocatori e lo facciamo con la categoria eccellenza e ritorniamo a parlare del ruolo del portiere, sempre come al solito legato al nome di Rosario Lanza, e andiamo subito con le nomination quale miglior portiere di eccellenza. E allora abbiamo Claudio Barone della Leon Portese, Francesco Conticelli, Alcamo, Daniele Pandolfo, Città di Vittoria. Benissimo, invitiamoli qui sul palco. Salve. Salve. E abbiamo anche Pandolfo. A premiare questa categoria, ciao.
A premiare questa categoria il ruolo del portiere invitiamo qui sul palco Fabio Cantarella, che oltre a fare anche il sindaco, vice sindaco di Mascalucia, è anche e soprattutto un dirigente sportivo, quindi abbiamo voluto abbinare lo sport, non dico la politica perché non parliamo di politica, però siccome lui è un uomo di spogliatoio, un uomo di calcio, lo abbiamo inserito ben volentieri. Fabio Cantarella, allora non parliamo di politica perché a noi non ce ne frega niente, perché questo è il calcio vero, quello dei dilettanti, fatto di sofferenze e fatto soprattutto di tante trasferte interminabili in pullman, in macchina. Quello è credo anche un calcio pieno di emozioni. Assolutamente sì, è un calcio vero, oserei dire, sottolineando il vero, no? Specialmente con quello che si vede ultimamente nel calcio che tra virgolette conta. È un calcio fatto di tanti sacrifici, di gente che lavora e magari fa un lavoro duro e si ritaglia con forza il tempo per andarsi ad allenare, sacrificando la famiglia e sacrificando la professione, quindi tra l'altro non abbinandolo soltanto al calcio ma anche a tanti altri sport che spesso e volentieri non vengono neanche trattati. È vero, hai assolutamente ragione, infatti da settore dello sport do grandissima attenzione anche a questi sport tra virgolette minori, dalla pallamano per esempio il Mascalucia ha centrato la A2 quest'anno dopo un campionato esaltante, quindi seguo anche il basket, seguo tutti questi sport appunto minori che hanno meno attenzione da parte dei mass media, da parte anche delle amministrazioni locali, che però invece danno anch'essi un grandissimo contributo sociale. Quindi... Perfetto, allora facciamo entrare la busta? Facciamo entrare la busta? La consegniamo con il nome del vincitore. Eccola qui, arriva la busta. No, qui nessuno lo sa. È una busta a sorpresa. Allora, miglior portiere della categoria eccellenza vince. Dico il nome oppure dico... No, nome, cognome. Vabbè, no, forse è meglio dire il nome. Francesco Conticelli Alcamo. Francesco Conticelli Alcamo. Vieni qui al centro, vieni qui al centro. Complimenti. Possiamo consegnare a Francesco Conticelli, portiere che vince la nomination riguardante la categoria appunto di eccellenza. Consegniamo anche quella ricordo agli altri due che comunque hanno sempre disputato un campionato straordinario. Battuta col vincente. Allora, sicuramente quando, e questa è poi una domanda che io in genere mi pongo, no? Come sceglie uno che ama giocare a calcio di andare poi tra i pali? Come matura questa decisione? O magari hai cominciato con un altro ruolo? Sì, ho cominciato con un altro ruolo, giocavo all'attacco poi, ero piccolo, sono rimasto in porta, sono rimasto in porta. Mi è piaciuto e sono rimasto in porta. Poi tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 17. Appunto, voglio dire, quindi già ti sei distinto particolarmente e ancora, voglio dire, hai veramente una carriera davanti. Spero di continuare. La stagione con l'Alcom è stata una stagione importante. Sì, una stagione bellissima. Bellissima. Peccato, si è fermata quasi a 9 metri, dagli 11 metri. Vabbè, pazienza. Daniele Pandolfo invece è partito con una squadra di interregionale e poi è andato invece a giocare la parte finale della stagione a Vittoria, dove lì insomma il calcio è insomma una cosa importante, perché il Vittoria ha vissuto momenti straordinari. Sta un po' con grande difficoltà vivacchiando, però credo che il presidente nuovo ha l'energia giusta per riportare in auge la bella cittadina ragusana. Sì, infatti per la vostra cittadina poi il calcio e la vostra realtà è sempre abbastanza vissuta, sempre abbastanza seguita, quindi voi poi contribuite, ecco, a portare in alto i colori della vostra città. Sicuramente, il Vittoria comunque merita altri tipi di palcoscenici, come ha dimostrato di rimanere per lunghi anni nella Lega Pro, però voglio fare un applauso comunque al Presidente, a Battaglia, che non era facile prendere una patata bollente come era il Vittoria a gennaio, è riuscito ad assemblare una squadra e siamo riusciti a salvarci anche con anticipo. Voglio fare un applauso anche a Mr. Campanella e tutto il suo staff e i miei compagni. E lo facciamo anche noi, un applauso. L'altro portiere, attenzione, non è un portiere qualsiasi, ha fatto anche lui un campionato straordinario. Claudio credo che possa rappresentare anche una base solida della squadra che il prossimo anno sicuramente dovrà dire la sua.
Ma sicuramente è il mister. È il mister che decide sempre. Infatti. Questa è una frase fatta che accomuna tanti tuoi colleghi calciatori, è il mister che decide. Quando volete togliere le castagne dal fuoco è il mister. Quello sì, sicuramente. È un problema suo. Benissimo, Non vi grazie. sbilanciate mai più di tanto. Mai, Grazie, mai, grazie, mai. grazie. Grazie davvero. ai 3 che sono stati in nomination nel campionato di eccellenza, ruolo del portiere. Arrivederci. Ciao Claudio. Allora, e salutiamo anche Fabio Cantarella, consegniamo anche lui la targa ricordo di partecipazione al Penalty Awards. L'ultima battuta con Fabio, insomma, Mascalucia, anche lui, insomma, vive un momento non positivo a livello calcistico. Si sperava quest'anno di poter quantomeno fare i playoff, poi è andato un po' maluccio, però so che Spina sta lavorando a un bel progetto per la prossima stagione. Sì, e soprattutto c'è una cosa che vorrei salvare dell'esperienza mascalucese, che è la grande attenzione per il settore giovanile, perché con sia i giovanissimi, con gli allievi, sì, siamo andati molto avanti e loro hanno una cura ossessiva appunto di quello che è il nostro settore, quello dei piccini, e questo per noi è molto importante. Poi i risultati quelli della prima squadra, se arriveranno. Grazie Fabio Cantarella, vice sindaco grazie. di Mascalucia e dirigente sportivo. Allora, adesso abbiamo un altro premio importante, un altro premio speciale. No, questo lo puoi tenere tu, perché dobbiamo premiare un personaggio che veramente conoscono tutti, Valentina, guarda, ma tutti, ma dicono tutti. È il premio speciale dedicato alla carriera e sarà un personaggio straordinario a premiarlo, che invito qui sul palco, ovvero Ciro Femiano. Eccolo qua. Profondo conoscitore del calcio italiano, non dilettantistico, ci mancherebbe. Eccolo qua che ci raggiunge, tra poco sveleremo anche colui che vince questo premio alla carriera. Direttore, buonasera, prego. Allora, io credo che parlare di calcio dilettantistico, lei che vive una realtà un po' più da professionista, sembra un po', insomma, un po' difficoltoso, o no? No, non è vero, perché noi seguiamo molto il calcio dilettantistico, tanto è vero che in passato ragazzi che giocavano in eccellenza in interregionale sono approdati in categoria come la B, prendo proprio il Crimi del Licea Virtus, che lo portammo a Bari e adesso è uno dei giocatori più importanti della B, è stato in nazionale, quindi con attenzione seguiamo anche i dilettanti. Tra l'altro è un grande bacino dove appunto si riesce a pescare probabilmente qualcuno per poterlo eventualmente lanciare nel calcio che conta. Sì, senz'altro, torno a ripetere, noi siamo proprio molto attenzionati a questi campionati. Anche quest'anno il nostro responsabile del settore giovanile Dario Baccin ha portato lì al Palermo dei ragazzi dell'eccellenza siciliana lì al Palermo. Meglio di così, insomma, si gioca in casa, Palermo, Alcamo, tutta la zona lì che è sempre molto valorizzata. Valentina, il direttore è una persona che conosce la Serie A, la Serie B, la Serie C e quindi a questo punto mi vedi costretto a passarti il microfono perché devi un po' stuzzicarlo sul Palermo, io non ti ho detto niente. No, è chiaro, però quello che ha fatto il Palermo quest'anno è sotto gli occhi di tutti e in questo momento noi catanesi qui lo vediamo anche in questo momento anche con un pizzico di invidia tra virgolette, perché il Palermo è riuscito quest'anno a risalire in un solo anno nella massima serie e il Catania che purtroppo si trova in una situazione credo inaspettata. Lei magari mi dirà la sua, perché poi giustificare, cercare di capire che cos'è accaduto ai rossazzurri quest'anno è davvero difficile e adesso è chiaro che tutti guardano al Palermo come ad un modello da imitare per forza. Sì, senz'altro, però io anche in passato, perché sono 44 anni che frequento la Sicilia, mia moglie è siciliana, ho giocato a pallone a Palermo e ad Acireale, ho fatto il direttore sportivo a Giarre, Acireale, Atletico Catania. Questo dualismo tra Catania e Palermo, cioè io
non so, se facciamo un'associazione. Lei si chiama l'applauso del pubblico con questa bella no, cosa no, che no. dice. Un'associazione proprio per cercare di togliere questo antagonismo che c'è, perché negli altri posti le società si aiutano, quindi nello scambiarsi i giocatori, nel proporsi. Perché io lavoro col Palermo, però sono molto vicino a Catania, quindi ad Acireale, questo non lo accetto, quindi non lo so se è un errore che faccio oppure è una cosa che proporrei proprio per poter portare avanti questo discorso di questo dualismo tra Catania e Palermo. È vero. È più forte però di loro, i tifosi proprio non ce la fanno, però sicuramente è una rivalità che finché resta nei limiti del civile può anche essere simpatica, però è chiaro che quando si va oltre non parliamo più neanche di calcio, non parliamo più di sportività e non parliamo più soprattutto neanche di tifosi. Questo è vero, questo è vero. Si supera questa cosa, vero? Allora, premio speciale alla carriera a Turi Di Stefano. Facciamo un applauso al mister! Premio speciale alla carriera. No New Year's Day to celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care about you. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I do. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart, of my heart, of my heart. Ti dicono vecchio, ma che vecchio? Se fossero tutti come te. Ok, allora, complimenti. Attenzione. Allora, consegniamo a Ciro Femiano la targa di Turi Di Stefano, la targa di Turi Di Stefano a Ciro Femiano, che a sua volta... Ma assolutamente, questo è un riconoscimento che va a sottolineare una carriera, una grande carriera, perché poi lei, appunto, come diceva bene Ettore, ma chi è che non la conosce? Ma chi non la conosce? Da ridere, da piangere, non lo so. Che c'è Franco Anastasi che mi guarda e fa il solettino negli occhi. Però volevo dire una cosa, con grande gioia ho rivisto Arturo Barbagallo, dove assieme nel lontano 1977 ho vinto il primo campionato a Mascalucia
avvocato D'Orso Somma. Nel 76, e poi mi fermo qua, appunto, perché un sennò altro rischiamo mio di ex- fare notte. un altro ex mio giocatore qui davanti, un grandissimo, io sono il Sorbello, e via. Un palmarès che è troppo lungo da annoverare. Sono emozionato indubbiamente, emozionato per chi è stato premiato, gli allenatori, e dico solo una cosa: umiltà. Questa è la ricetta per poter vincere o meno i campionati, ma l'umiltà è la cosa più importante. È vero, grande. E io che conosco bene il mister sottoscrivo e dico che è un campione di umiltà il mister Di Stefano, con la sua dolcezza, il suo garbo, è una delle persone davvero più umili Sono che io d'accordo, conosca. Valentina, E non lo dico sono perché siamo d'accordo. qua in questo momento, il mister sa la grande stima che nutro nei suoi confronti. Allora Ciro Femiano consegna questa targa alla carriera a Turi Di Stefano con l'applauso del pubblico. Prendi il premio. Ok. Ragazzi, io sono emozionato. D'altra parte è L'emozione giusto. non ha voce. L'emozione non ha Ed è la voce. verità. Ed è la verità. Però, niente, non è che me ne- Vabbè, ok. Vate a sedermi. Ciao Vate Turi. a sedermi. Ciao Turi. Aspetti un attimo, non vada via, perché abbiamo anche per lei una targa ricordo che consegniamo subito per la sua partecipazione qui al Penalty Awards, la sua figura e la sua professionalità, insomma ha ampliato anche il nostro progetto. Grazie direttore, grazie.